Buonasera, MAI Associazione Culturale vi dà il benvenuto al Museo del Cenedese. Ieri eravamo qui per inaugurare la mostra che potete ammirare, una parte della quale potete ammirare anche in questo momento, la mostra E guerra in terra con scatti di Alessandro Rota, reporter di guerra. Uno degli eventi collaterali a questo progetto E guerra in terra è l'appuntamento di quest'oggi. Oggi siamo qui per presentare il volume 365, Un anno con le forze armate italiane. È un volumetto, come potete vedere, esile, anzi è bello corposo. Abbiamo il piacere di avere qui Mario Renna, tenente colonnello, direttore di informazione della Difesa, la rivista dello Stato Maggiore della Difesa. Gli facciamo un applauso. E cominciamo col chiedergli che cosa troviamo all'interno di questo, che vediamo è un ampio volume, che però mi è stato detto essere una sorta di diario. Ci sono 12 mesi rappresentati qui dentro questo volume. Allora ci racconti un po' come è nato questo progetto. Facciamo un racconto così, un'introduzione rapidissima, così vi faccio vedere anche qualche immagine. Questo è un libro fotografico, abbastanza spesso, sono 400 pagine di fotografie a colori, che avevamo pensato di mettere insieme un anno con le Forze Armate facendolo iniziare il 4 novembre, che è la giornata delle Forze Armate, quindi il nostro anno, l'anno dei militari, abbiamo pensato facciamo iniziare il 4 novembre, così iniziamo con una bella immagine dell'altare della patria, dove a Roma tutti gli anni si celebra appunto quella che insomma, la fine della guerra, la vittoria, festa che addirittura prima era una giornata festiva vera e propria, poi piano piano un po' la cosa si è attenuata, il sentire si è un po' diluito, per cui da poco tempo è diventata anche giornata dell'unità nazionale, però comunque a Roma all'altare della patria in Piazza Venezia è sempre tutti gli anni è teatro di questa grossa cerimonia. Quindi ho detto allora iniziamo con quell'immagine lì dove ci sono tutte le forze armate schierate, c'è il capo dello Stato, tutte le autorità e poi da lì cominciamo questo viaggio mese per mese in tutto quello che fanno le forze armate in Italia, all'estero, le operazioni, la vita di caserma, l'addestramento, le cerimonie, tutto quello che i militari fanno. Ci sono molte cose magari note e tante altre che invece non lo sono, vuoi perché avvengono all'interno delle basi militari, quindi non è facile vederle, oppure perché avvengono molto lontano anche dal nostro paese, per cui se ne sente parlare soltanto raramente e quando se ne sente parlare perché magari un nostro militare perde la vita oppure ci sono incidenti gravi e quindi i riflettori si accendono improvvisamente su realtà come l'Afghanistan, il Libano, il Kosovo, l'Iraq, dopodiché si spengono e la maggior parte delle persone, l'opinione pubblica, sì, sa così in astratto che siamo impegnati su tanti fronti, ma magari non ha bene idea né di che cosa facciamo, né di quanti siamo effettivamente a farlo e quali sono poi i risultati, in che contesto noi operiamo. E tutto questo, devo dire, è uno dei tanti capitoli così un po' grigi del sentire comune, del vivere in comunità. Ed è uno dei tanti forse difetti del nostro paese che esprime tante cose positive, peccato che poi queste cose l'effetto lo producano, ma l'effetto di condividerlo con il resto della popolazione, con i propri concittadini, anche con la propria comunità, è un qualcosa che invece stenta un pochettino ad affermarsi. Per cui abbiamo fatto 4 novembre e abbiamo attraversato mese per mese con fotografie non di repertorio, quindi fotografie sono state scattate effettivamente in quell'arco di tempo, quindi sono fotografie in presa diretta, alcune sono anche molto belle, altre invece sono foto così, sono state rubate a momenti di vita quotidiana sulle navi, negli aeroporti militari, nelle basi militari dell'esercito e poi come vi ho detto in tutti i teatri operativi che sono decine, perché magari si sente parlare ogni tanto del Libano, dei più importanti, abbiamo detto l'Afghanistan, il Kosovo, ma siamo presenti in tantissimi altri paesi anche con piccole magari aliquote di militari che però inseriti nel contesto di missioni dell'Unione Europea, missioni della NATO, missioni dell'ONU svolgono comunque un compito importante. Per cui facciamo vedere una prima carrellata di immagini e poi entriamo un po' più nel dettaglio.
Allora, questa avete visto una carrellata abbastanza variegata, quindi questa è una selezione delle fotografie che sono all'interno del libro e come dire, adesso ne guardavo alcune che personalmente magari mi hanno colpito di più oppure mi hanno anche incuriosito. Io sono un ufficiale degli Alpini e entrando in contatto con, così, adesso io lavoro allo Stato Maggiore della Difesa, quindi che è l'organo che praticamente sovrintende all'impiego di tutte le forze armate. Le nostre forze armate sono 4, qui siamo a Vittorio Veneto, 100 anni fa di forze armate ce n'erano 2, c'era la Regia Marina e l'Esercito. Dopodiché, qualche anno dopo, il 1918, fu costituita l'aeronautica militare perché tutto quello che volava durante la Grande Guerra faceva capo essenzialmente all'esercito e in parte anche alla Marina che aveva già una dotazione di aeroplani. E i carabinieri invece, che esistevano ovviamente per carità, erano la prima arma dell'esercito ed è stato così fino a pochi anni fa, quando sono diventati forza armata autonoma e quindi adesso le forze armate sono 4, l'esercito, la marina, l'aeronautica e i carabinieri in ordine di anzianità, di nascita. Complessivamente l'esercito oggi ha un po' più di 100.000 uomini, i carabinieri altrettanto, sono in quell'ordine di grandezza lì, la Marina sono circa 40.000 gli uomini e le donne della Forza Armata e poi c'è l'aeronautica militare che è un pochettino più grande della Marina, sono penso 55-56.000. Quindi una realtà che insomma non è piccola perché complessivamente insomma, assommiamo quasi 300.000 uomini e donne con le stellette a cui bisognerebbe aggiungere idealmente anche la Guardia di Finanza che è un corpo militare, è un corpo di polizia però ha ordinamento militare, quindi anche la Guardia di Finanza per esempio porta le stellette. Quindi è una galassia abbastanza grande. A che cosa servono le forze armate? Essenzialmente le forze armate servono a difendere il territorio nazionale, a difendere le istituzioni e a difendere praticamente gli interessi italiani. Ora, questo è un concetto abbastanza semplice, basico, ma che cosa significa oggi difendere il paese, difendere le frontiere, difendere da chi? Oggi le frontiere insomma, che noi condividiamo con gli altri stati sono tutte frontiere amiche, con la Francia, la Slovenia, l'Austria, la Svizzera. È improbabile pensare che l'Austria ci attacchi, è improbabile pensare che la Francia attui delle operazioni offensive oggi come oggi contro l'Italia. È improbabile che la Slovenia un giorno decida di attaccarci o viceversa che attacchiamo noi un paese che fa parte dell'Unione Europea, fa parte della Nato, con il quale oltretutto c'è un interscambio commerciale che è quasi di mutua dipendenza. E allora che cosa significa? Che cosa fanno essenzialmente i nostri militari? Allora, una parte dei nostri militari innanzitutto è impegnata sul territorio nazionale e chiunque di voi abbia viaggiato li avrà incontrati nelle stazioni a Milano, forse anche non so se a Padova, a Venezia sicuramente c'erano, che li ho visti l'altro giorno, c'erano i lagunari che insieme alle forze dell'ordine praticamente presidiano i punti sensibili del nostro paese. Questo perché gli ultimi anni sono stati sicuramente segnati dal fenomeno del terrorismo e quindi c'è un forte contributo dell'esercito, in particolare a presidiare tutta una serie di obiettivi o comunque di zone che sono particolarmente frequentate, trafficate, facendo così si liberano risorse specializzate di polizia e carabinieri che possono chiaramente essere impiegate nell'investigazione o comunque in attività di ricerca che è più nelle corde di una forza di polizia. Dopodiché, fuori dal territorio nazionale, sul territorio nazionale, oltre ad operare in questo modo, oltre ad intervenire in caso di calamità naturali, non c'è bisogno di ricordare il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, che poi si è esteso anche alle Marche, lì le forze armate sono scese veramente in massa e questo perché ovviamente, un po' perché noi siamo pronti a farlo, siamo addestrati a farlo, un po' perché abbiamo anche le capacità di operare dove non c'è la corrente elettrica, di operare dove non c'è nessuna forma di sostegno logistico, perché la tendenza ovviamente delle forze armate è quella di essere rapidamente dispiegabili e oltretutto di essere autosufficienti e autonome e quindi è normale ed è uno dei compiti poi primari delle forze armate, quello di intervenire in concorso alla protezione civile e agli enti locali per prestare aiuto in questi casi qui. Questo sul territorio nazionale. Sul territorio nazionale ovviamente oltre ad operare ci addestriamo, ci prepariamo perché per fare tutte queste cose che vi ho detto ovviamente bisogna prepararsi. Avete visto le navi in pattugliamento e chiaramente gli equipaggi si devono formare, devono essere comunque sempre in allenamento. Questo è uno strumento che non può essere tenuto nel cassetto e poi all'improvviso tirato fuori. Bisogna che mantenga sempre una certa efficienza e questo ovviamente avviene al 90% in Italia dove ci sono le nostre caserme, le nostre basi militari, le nostre basi
aeree. Dopodiché un'altra bella fetta del business delle forze armate ovviamente è costituito dalle missioni all'estero. L'Italia è impegnata in decine di missioni. Prima ho citato l'Afghanistan, dove siamo presenti ormai da 17 anni quasi. E il Kosovo, anche lì siamo intervenuti praticamente subito dopo il ritiro delle forze jugoslave dalla regione, quindi parliamo del 99. Siamo ancora presenti in Libano dall'82 praticamente, una missione antichissima che ha conosciuto un revival dopo la guerra tra Hezbollah ed Israele, per cui nel Libano del Sud le Nazioni Unite hanno potenziato il contingente che esisteva già e oggi una bella fetta di quel contingente è italiano e il comando di tutta la missione, che conta più di 30 paesi, è affidato all'Italia. Così come è affidato all'Italia il comando della missione in Kosovo, così come è affidato all'Italia il comando dell'operazione navale nel Mediterraneo, che è dell'Unione Europea ma che è comandata dall'Italia, ed è un'operazione che lavora parecchio, perché lavora praticamente per contrastare il traffico di esseri umani, perché tutti questi migranti che in qualche modo riescono ad arrivare perché salgono su queste carrette, su questi gommoni nel nord praticamente dell'Africa, fondamentalmente dalla Libia, che insomma ha le coste più estese, e dopodiché arrivati a metà strada vengono abbandonati lì dagli scafisti e dopodiché vengono lasciati lì. Quindi bisogna, oltre chiaramente a porsi il problema dell'accoglienza e del salvataggio di queste persone, bisogna anche porsi il problema di come contrastare il fenomeno. E quindi c'è questa missione dell'Unione Europea che è comandata dall'Italia. Poi c'è una missione che opera nell'Oceano Indiano, al largo della Somalia, per contrastare la pirateria, e anche quella è una missione che a rotazione viene comandata da diversi paesi e l'Italia è uno di questi. Poi c'è una missione dell'Unione Europea sempre che addestra le forze armate somale, e anche questa è comandata dall'Italia, quindi abbiamo tantissimi addestratori che fanno questo lavoro già da diversi anni e che hanno già formato migliaia di soldati somali. Poi siamo in Iraq, dove proteggiamo la diga di Mosul, che è una diga gigantesca che era tra gli obiettivi dell'ISIS, che se per assurdo fosse caduta nelle mani dell'ISIS o fosse stata bombardata e colpita dall'ISIS avrebbe ovviamente inondato mezzo paese. Questa è la sicurezza di questa diga, che oltretutto è in fase di ristrutturazione grazie a un'impresa italiana che si è aggiudicata l'opera, è affidata all'Italia. E all'Italia, sempre in Iraq, è affidata, oltre che ad altri paesi, è affidata la formazione delle forze di sicurezza irachene, che poi andranno ad operare nei territori liberati dall'ISIS, così come abbiamo formato durante i combattimenti, che adesso sono scemati parecchio. Abbiamo formato tutte le milizie kurde che si sono opposte praticamente nel nord dell'Iraq, si sono opposte all'avanzata dell'ISIS, e anche in questo caso un ruolo abbastanza importante. Poi siamo presenti, abbiamo detto, siamo presenti in Afghanistan, siamo presenti nel Mar Rosso, siamo presenti praticamente nel Sinai, con una missione dei carabinieri, siamo presenti praticamente in tantissimi, siamo presenti in Mali, siamo presenti in Niger, quindi non è vero, se uno dovesse pensare, che l'Italia non sta facendo nulla anche da un punto di vista della sicurezza per cercare di, come dire, guarire almeno alla radice il male che fa sì che centinaia di migliaia di persone dall'Africa cerchino sfogo verso nord. È un impegno, come dire, a 360 gradi, un impegno abbastanza, come dire, abbastanza articolato, che è militare. Lì vedete una fotografia, quello per esempio è un soldato italiano, è uno dei soldati della missione di addestramento in Somalia dell'Unione Europea, quindi uno dei soldati in questo momento si sta spostando. Lì la didascalia parla di postazioni di combattimento, in realtà perché il combattimento noi non siamo lì a combattere, siamo lì a formare, però è capitato proprio qualche giorno fa che ci hanno sparato addosso e quindi è giusto scrivere posizioni di combattimento, perché se sparano chiaramente noi rispondiamo. L'Italia non fa la guerra se non per autodifesa, e siccome nessuno ci attacca fortunatamente non siamo costretti a farla, né tantomeno la facciamo per inserirci in dinamiche, in dinamiche esterne. Noi siamo presenti in tutti questi paesi generalmente in fasi di post-conflitto. Tutte le fotografie che voi vedete sono fotografie di conflitto, non tutte, perché ce ne sono anche alcune che sono di paesi che hanno conosciuto la guerra. Generalmente le nostre forze, che fanno parte comunque di dispositivi della NATO, dell'Unione Europea, dell'ONU, quindi non si muovono autonomamente e si muovono sempre su decisione del Parlamento, ma si muovono sempre in contesti post-conflitto, quindi in fasi in cui c'è da stabilizzare. E stabilizzare che cosa vuol dire? Stabilizzare significa già ripulire le strade, perché altrimenti non si riesce a passare, significa rimettere un attimo in piedi un minimo di struttura di forze dell'ordine locali, perché altrimenti è l'anarchia,
e il caos, scortano i convogli umanitari, quindi aiutano praticamente a riprendere a riavviare un processo di normalizzazione. E perché bisogna mandare le forze armate? Perché come potete vedere, già potete intuire da queste immagini, questi sono contesti fortemente deteriorati, questi sono contesti dove la violenza è all'ordine del giorno, questi sono contesti che hanno conosciuto fino al giorno prima la morte su larga scala, la distruzione, la violenza gratuita, e quindi per, come dire, riannodare determinati fili bisogna comunque girare armati, è impensabile farlo a mani nude o soltanto con la buona volontà. Adesso l'amico fotografo purtroppo non c'è, ma vi avrebbe potuto testimoniare che effettivamente in determinati contesti nei quali lui ha lavorato, in Iraq in particolare, e immagino anche oggi in Siria, è difficile immaginare, come dire, un ritorno alla normalità rapido senza che vi sia, soprattutto all'inizio, una forte impronta che generalmente viene garantita da mandati delle Nazioni Unite e da forze robuste, perché altrimenti, ripeto, non ci si riesce neanche a muovere, sono posti estremamente insicuri, in mano a bande di predoni, a bande di delinquenti e a bande di combattenti che fino al giorno prima si facevano la guerra e che chiaramente continuano il loro business taglieggiando, imponendo dassi per passare, cose, come dire, alla medievale maniera, contro le quali però bisogna chiaramente molto spesso usare la forza, sia semplicemente mostrandola e a volte anche usandola, come come prevedono i mandati delle Nazioni Unite, che possono essere a seconda dei casi più o meno robusti. Domanda. Allora, noi in quest'anno stiamo celebrando la Grande Guerra. Com'è cambiata la professionalità? Perché lei ci ha parlato della presenza in molteplici fronti con delle diversità, ovviamente, ogni situazione ha la sua particolarità. L'esercito, le forze armate italiane come sono cambiate, tenendo conto che ora si tratta di persone che decidono su base volontaria di intraprendere questo percorso? Certo, la fotografia di oggi, la fotografia delle forze armate di oggi è una fotografia, come avete anche potuto vedere, una fotografia piuttosto moderna, attuale. Anche questa immagine qui, che ripeto è bella, è grande, ce l'abbiamo fissa qui davanti, vi mostra che comunque i nostri soldati, anche se uno non se ne intende, comunque si vede che non sono equipaggiati così alle belle e meglio. Quindi vedete che il nostro mitragliere ha un fucile automatico di ultima generazione prodotto da Beretta, il giubbotto antiproiettile indossato sotto quest'altro giubbino che si chiama Combat Jacket. Sulla destra potete vedere che c'è tutta un'altra parte di equipaggiamento, ha la pistola con la fondina, ha il pacchetto di medicazione qui praticamente sul suo lato destro, porta gli occhiali antischeggia, porta chiaramente questa protezione per il collo, porta questa protezione anche chiaramente per il viso, porta i guanti, e questo è equipaggiamento standard. Quindi vedete un fante che praticamente, questa foto poi tutta è stata scattata casualmente, di certo non si è messo in posa, quindi il nostro fotografo era all'interno del mezzo e ne ha approfittato per scattare, insomma, una foto abbastanza, come dire, abbastanza semplice, però questo vi dà l'idea di come oggi praticamente il singolo viene equipaggiato bene. 100 anni fa la guerra è stata condotta con eserciti di leva, con leve gigantesche, perché poi alla fine l'esercito italiano avrà mobilitato alla fine della guerra più di 5 milioni e mezzo di uomini. Oggi, come abbiamo detto, complessivamente le forze armate ammontano a 300.000 unità. 100 anni fa 5 milioni e mezzo, a 300.000 siamo nell'ordine di 15 volte di più. Ma, come dire, è cambiato il mondo, quindi sono cambiate sicuramente le minacce. Abbiamo detto che oggi, mentre 100 anni fa noi abbiamo combattuto la quarta guerra contro il nostro nemico naturale giurato di sempre, che oggi, tutto sommato, come dire, sì, c'è il contenzioso, vogliono dare il passaporto ai cittadini sudtirolesi in modo tale da realizzare di fatto un'annessione, no? Un'annessione tra virgolette pacifica, nel nome dell'Europa, delle comunità, dell'Europa transfrontaliera, ma all'epoca 5 milioni e mezzo di soldati e 650.000 morti. 650.000 morti vorrebbe dire più del doppio, come se avessimo ucciso 2 volte tutte le nostre forze armate, 2 volte, 2 giri di morte.
Quindi, come dire, si tratta di numeri innanzitutto giganteschi, quelli della Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale i numeri furono inferiori, ma comunque ragguardevoli, e comunque durante tutta la Guerra Fredda, per fronteggiare l'eventualità di un'invasione da est, fu mantenuto un esercito di leva bello grosso. Oggi, ripeto, con la tecnologia che avanza, con la minaccia che è diventata diversa, perché oggi, ripeto, una battaglia in campo aperto fatta con i carri armati, con i fanti all'assalto, è qualcosa di assolutamente, come dire, fuori dall'immaginabile, anche se determinate forme di guerra primitiva noi comunque le incontriamo, perché in quei posti lì il rischio, oltre chiaramente che qualcuno ci spari contro, ma il rischio fondamentale, la prima linea, cioè la linea in cui noi incontriamo il nemico, l'avversario, è quella tante volte di un ordigno, di una trappola esplosiva che viene creata a partire da residuati bellici, quindi tante bombe che non sono esplose, vengono smontate, aperte, la carica esplosiva viene presa e dopodiché con tutta una serie di marchingegni, cercando di utilizzare il meno possibile il metallo, quindi cercando di utilizzare il legno, la plastica, ma non il metallo, perché il metallo col metal detector ovviamente si sente, quindi i nostri esploratori, i nostri ingegneri sarebbero in grado di sentirlo. Allora cercano di non usarlo, in modo tale che già risulta difficile, sentirlo, e risulta chiaramente molto difficile anche vederlo, perché in Afghanistan queste trappole esplosive che hanno causato il 90% dei nostri morti, noi abbiamo avuto 54 morti in Afghanistan, la stragrande maggioranza dei quali è morta, ha perso la vita saltando in aria o mentre erano a piedi o mentre erano a bordo dei nostri mezzi, saltando su queste trappole, che tante volte sono state trovate nelle carcasse di bovini, tante volte sono state trovate all'interno di queste latte, queste taniche gialle che in Afghanistan servono a contenere l'olio alimentare che usano per cucinare. Vengono praticamente nascoste in oggetti anche all'interno di bambolotti, all'interno di telefoni cellulari. Però, ripeto, non esiste un nemico, chiaramente individuabile. Lì il nostro fante adesso in questa posizione non si vede che ha lo scudetto dell'Italia, però avete visto nel filmato, no? Qualche volta avete notato che sull'uniforme noi portiamo i gradi, portiamo la specialità, portiamo chiaramente il distintivo di nazionalità, e poi vestiamo un uniforme che è quella tipica dell'esercito italiano. I nostri mezzi hanno quel pattern mimetico che è tipico dell'esercito italiano, le targhe sono targhe esercito italiano, ma i nostri avversari chi sono? I nostri avversari noi non riusciamo a identificarli, perché comunque si tratta per lo più di guerriglieri, si tratta per lo più di terroristi, di gente che si mimetizza in mezzo alla folla e usa questo sistema subdolo di attacco, per cui piazzano queste trappole che esplodono al passaggio, vuoi col telecomando, vuoi perché c'è una molla fatta magari in maniera rudimentale che quando il mezzo ci passa sopra salta in aria. Per difenderci da questa minaccia, ovviamente, noi abbiamo preso tutta una serie di contromisure, nel senso ci siamo, premuniti, ci siamo chiaramente anche fatti furbi, e quindi nelle nostre scuole per gli artificieri noi insegniamo addirittura ai nostri artificieri, c'è un modulo in cui devono produrre con il materiale che gli viene dato, quindi pezzi di legno, stecchini, viti, molle, devono inventarsi anche loro, per calarsi nella mentalità di chi invece produce queste cose, devono fabbricarsi da soli un ordigno esplosivo, e poi vengono giudicati, ripeto, non è tutto il corso, e non è che tutto l'esame verta su questa materia, ma c'è anche un piccolo modulo in modo tale da far sì che i nostri artificieri, che prima erano abituati, e qui immagino a Vittorio Veneto ne saranno stati trovati a centinaia di migliaia di proiettili, colpi, armi, fucili, anche il rigattiere che sta qui in fondo alla strada ha 2 elmetti italiani con i buchi delle schegge e non tiene le armi perché è vietato, ma sicuramente fino a poche decine di anni fa questa roba qui si poteva trovare tranquillamente, si poteva comprare e vendere con una certa facilità. Ora i vecchi artificieri vedevano la bomba, la riconoscevano, dicevano questa è una granata da Obice austriaco da 306, la spoletta si trova qui, quindi arrivavano lì, svitavano, facevano, operavano, perché riconoscevano immediatamente che cos'era. Oggi non è più così, perché ogni ordigno è diverso dall'altro e quindi bisogna ovviamente fare molta attenzione. Nel filmato avete visto anche i cani, noi abbiamo anche delle unità cinofile con cani che sono addestrati a fiutare l'esplosivo, per cui quando abbiamo un dubbio, che vediamo che c'è un tratto di terreno che è smosso, che probabilmente è stato lavorato da poco e quindi che qualcuno potrebbe aver seppellito qualcosa, vengono chiamati i cani vanno lì, annusano, possono fiutare fino a 1 metro e mezzo sotto il terreno, fiutano, se c'è l'esplosivo il cane si ferma,
si mette lì a quattro zampe e non si muove più, e soltanto un gesto del suo conduttore può farlo ritornare. Lui è addestrato, giocando, a sentire l'esplosivo, e quindi lui sa che se sente l'esplosivo e si ferma verrà premiato, e quindi per lui è un gioco, quindi lui si muove, gira, quando lo sente si ferma, e allora a quel punto abbiamo una più che ragionevole certezza che lì sotto c'è l'esplosivo. E allora a quel punto si va con un robot, così a distanza, telecomandato. Il robot ha un occhio, ha anche un braccio per scavare, ha un braccio anche per tirare fuori, e anche per tagliare, oppure con un cannone ad acqua per disarticolare l'ordigno, quindi separare l'innesco dalla carica e così disinnescare questa trappola. Questa è la vita quotidiana che i nostri militari hanno fatto in Iraq, fanno in Afghanistan, perché questa minaccia è quella che praticamente sul campo risulta più pericolosa. Poi, tra le altre forme di nuova minaccia, sicuramente c'è quella del terrorismo, e sicuramente c'è quello della guerra cibernetica, che è un'altra, no? Oggi siamo tutti connessi. Oggi, se non avessi portato la chiavetta, se non ci fosse il computer, non potremmo vedere il filmato, lui che sta filmando, poi non potrebbe trasmetterlo per farne magari il servizio da mettere. Anche qui dentro tutti abbiamo il cellulare in tasca. Se fate una fotografia, il vostro cellulare addirittura vi chiederà: posso ricordare dov'è che è stata scattata questa fotografia? Certo, direte voi, e così ve le ordina: questa foto è stata scattata a Vittorio Veneto, e vi dice anche esattamente dove è stata scattata la fotografia. Quindi il nostro modo di vivere odierno è un modo che, come dire, è collegato permanentemente, noi siamo immersi permanentemente in questo spazio cibernetico, in questa massa di informazioni che scambiamo, riceviamo, che ci attraversano una continuazione. Bloccare questo, o comunque interferire con questo sistema, probabilmente è un modo per danneggiare, comunque per perturbare fortemente la vita quotidiana, perché finché WhatsApp viene interrotto per un'ora, potrebbe essere un po' una liberazione, così per un'ora non abbiamo rotture di scatole. Però se per un'ora viene fermato il software delle centrali elettriche, questo paese si ferma. Anche soltanto per un'ora le fabbriche si fermano, e per riavviare tutta la fabbrica è già un bel danno economico soltanto se si ferma per un'ora. E poi salta la corrente elettrica, non si vede più nulla, i cinema, i ristoranti, le abitazioni, solo per un'ora, è un danno incalcolabile. Ora tutte le centrali elettriche ovviamente vengono regolate con dei computer, i quali ovviamente utilizzano dei software. Se si interviene su quei software lì, si può creare un danno non indifferente. Vi ho fatto soltanto questo esempio. WhatsApp porterebbe sull'orlo di una crisi di nervi, no? Tutta la gioventù italiana che per un'ora si sentirebbe persa, e anche quello è un danno, perché comunque partirebbe il panico: oddio, adesso come facciamo? E vi ho fatto un esempio light. Se si vuole andare invece su esempi più forti, tipo i software che gestiscono il traffico aereo, tipo i software che gestiscono i semafori, pensate quanti begli incidenti, no? Se uno entra e dice: adesso il rosso lo fai diventare verde, il verde lo fai diventare rosso, e qui piantiamo tutto il traffico di Vittorio Veneto semplicemente dando una piccola istruzione. Quindi gli hacker, che possono entrare, lo hanno dimostrato, in qualsiasi rete, soprattutto quelle protette, figuriamoci in quelle che sono protette di meno. Quindi un'altra delle frontiere potrebbe essere questa. E poi sicuramente c'è il terrorismo internazionale, che non ha abbassato la testa, perché è vero che c'è stato, dopo l'11 settembre, ci sono stati più attentati in Spagna. L'Italia fortunatamente è stata un po' risparmiata dall'ondata, la Germania non lo è stata, la Francia assolutamente non lo è stata, il Belgio è stato toccato di recente. Quindi se ci pensate, la minaccia è diventata diversa, non è più quella della Grande Guerra, e quindi automaticamente, non essendo più la minaccia quella della Grande Guerra, anche i soldati non sono più quelli della Grande Guerra, si sono dovuti adeguare. Quindi è ovvio che noi facciamo sempre addestramento alle operazioni convenzionali, però facciamo anche tantissima attenzione a muoverci in maniera, quelle che noi chiamiamo le operazioni speciali, quindi operazioni condotte da corpi di elite che sono in grado di intervenire in maniera puntuale per, faccio degli esempi, liberare ostaggi, per fare questi blitz, per sventare attacchi, per sventare anche cellule terroristiche pronte ad intervenire, e quindi si è sviluppata anche in maniera forte quella componente lì. E poi c'è tutta la componente di prevenzione, tutta la componente di stabilizzazione, che è quella che opera, come vi ho detto, nelle missioni all'estero, quindi cercare di aiutare tutta una serie di paesi che non è che se la passino bene a evitare che diventino come dei piccoli Afghanistan, dove Bin Laden e Al-Qaeda
praticamente hanno spadroneggiato per decenni e quindi da lì praticamente hanno potuto così disseminare le loro strategie, le loro tattiche e purtroppo anche i loro attacchi. Per cui siamo diventati un esercito più piccolo, un esercito professionale, un esercito quindi fatto da gente che abbraccia la carriera militare praticamente per tutta la vita. Quindi la sospensione della leva, perché la leva è stata sospesa, non è stata abrogata, perché hai visto mai che un giorno dovesse servire, la leva non è stata tolta di mezzo definitivamente, ma è stata sospesa. Però oggi per formare un militare che sia in grado di utilizzare quell'arma, che sia in grado comunque di accumulare quel minimo di esperienza per poter fare quel lavoro lì in Somalia per 6 mesi di seguito, lontano dalla patria, lontano da casa, lontano dagli affetti e soprattutto immerso in un ambiente ostile, chiaramente ci vuole del tempo, non si può formarlo in un mese o in un mese e mezzo. Oggi un militare arriva a maturazione, se si arruola a 18-19 anni, un soldato di truppa arriva a maturazione dopo 4-5 anni, quindi bisogna dargli questo tempo per crescere. E poi chiaramente, tra virgolette, da un punto di vista operativo lo si sfrutta fino a 40-45 anni, quindi c'è ancora una buona ventina di anni a quel livello lì. Dopodiché ovviamente c'è tutta l'organizzazione logistica, l'organizzazione addestrativa, per cui poi dai reparti operativi si passa ovviamente a fare dell'altro, quindi si mette a disposizione la propria esperienza, oppure ci sono tutta una serie di incarichi che chiaramente negli uffici, piuttosto che nei comandi, piuttosto che nei magazzini, servono anche quelli e questi incarichi vengono affidati poi a questo personale più anziano. Adesso che abbiamo evocato la Grande Guerra, io farei vedere anche così come omaggio un altro filmato che si riferisce a un altro volume, non quello che abbiamo portato stasera, che
Quindi facendo un po' un raffronto tra alcune, chiaramente parliamo di mondi, tempi completamente diversi, e quindi insomma fare un paragone un paragone che si potrebbe fare allora tra tantissime altre cose, i mezzi di trasporto, le auto di oggi e le auto di allora. E anche l'esercito chiaramente era una guerra veramente combattuta, all'inizio si pensava in movimento, poi diventa una guerra statica, una guerra fatta con l'artiglieria e fatta con il corpo a corpo, una guerra terribile, una guerra che forse fortunatamente non si ripeterà più con quelle modalità e soprattutto con quella scala. 5 milioni e mezzo di soldati quando la popolazione d'Italia era, non so, 35-36 milioni di abitanti. Allora non fa presto a fare il conto, se erano 36 milioni di abitanti diviso 2 maschi e femmine, avevamo 18 milioni di uomini e ne sono stati arruolati complessivamente 5 milioni e mezzo, quindi vuol dire che tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni sono stati chiamati, comunque la cartolina l'hanno ricevuta, e allora per ogni uomo che è andato al fronte, siccome questi uomini non è che fossero dei nullafacenti o dei disoccupati, sono stati sostituiti da altrettante donne, quindi milioni di donne all'improvviso sono entrate nel tessuto produttivo, nel tessuto economico, nel tessuto così anche urbano. E quindi si è avuta già questa forte trasformazione, quindi è stata una guerra totale, che è stato la prima vera esperienza unitaria, più o meno consapevole, perché molti dei fanti che sono arrivati da queste parti neanche, all'epoca viaggiare era la gente nasceva, viveva e moriva nel raggio di pochi chilometri, non si poteva, già il fatto di magari i vittoriesi andare a Treviso già era un viaggio, nel 1914 andare laggiù doveva essere già partire per andare a fare il militare, per molti significava indossare delle scarpe vere e proprie per la prima volta, significava mettere una giacca, degli indumenti pesanti per la prima volta. Tutte queste fotografie, non soltanto durante la guerra ma anche prima, che sono fotografie che venivano scattate, fotoricordo, perché anche addirittura al fronte, voi avete visto adesso una delle lettere, nella sequenza c'era una di queste cartoline, ne sono state spedite per inciso durante la Grande Guerra, tra le retrovie e il fronte e viceversa, 4 miliardi e mezzo di pezzi, 4 miliardi e mezzo di lettere, 4 miliardi e mezzo di cartoline sono state inviate dai nostri soldati a casa e viceversa. E molti si facevano fare queste fotografie in posa con l'uniforme perché sarà stata la prima volta che si vedevano comunque con un tono, magari avranno pensato siamo qualcuno, perché avevano un ruolo, avevano il copricapo, avevano insomma tutta una serie di aspetti che oggi farebbero sorridere, ma in realtà all'epoca erano. E quindi nascevano questi piccoli laboratori nelle retrovie dove prendevano, fotografavano, stampavano, uno poteva addirittura scegliere lo sfondo per poi mandarlo a casa. Quindi una trasformazione chiaramente sociale, per cui oggi i nostri militari sono tutti diplomati praticamente, tutta gente che comunque ha un livello di istruzione medio-alto, tutti gli ufficiali, sottufficiali sono tutti laureati e quindi hanno già una preparazione di base di partenza alta che poi sotto le armi viene perfezionata ulteriormente. Oggi tutti i nostri ufficiali, sottufficiali, ma anche molti militari di truppa parlano l'inglese, lo devono fare perché tutte le procedure in uso nella NATO, nell'Unione Europea, nelle Nazioni Unite sono in inglese. Se uno deve chiamare l'elicottero per i soccorsi, non è che chiama in italiano, deve chiamare secondo tutta una serie di procedure standard che sono in inglese, quindi devono usare la radio in inglese. Questo è diventato un patrimonio abbastanza diffuso, abbastanza comune, scontato, quindi questo è stato un ulteriore fattore di crescita. E poi ovviamente la tecnologia, avete visto prima nel primo filmato uno di questi aerei senza pilota, questi droni che sono abbastanza grandi, che sorvolano le zone in cui noi operiamo, che sono in grado di volare anche per 36 ore di seguito prima di farsi dare il cambio da un altro velivolo e che vengono pilotati da terra come se fosse un videogioco. E anche gli aerei, i blindati, le navi che abbiamo sono comunque nella larghissima parte
prodotti in Italia, prodotti comunque da consorzi internazionali di cui fa parte l'Italia e hanno un elevatissimo contenuto tecnologico che chiaramente per essere adoperato presuppone ancora una volta una formazione specialistica. Quindi oggi fare il militare effettivamente è un mestiere che, così, pur essendo semplice in linea di principio, in realtà è abbastanza complicato. È abbastanza complicato perché il contesto in cui si muove questo ragazzo, no, che abbiamo scelto come ambasciatore così, immobile della nostra chiacchierata, è uno che adesso si sta spostando e sta andando in qualche base dell'esercito somalo, in cui si troverà adesso con una trentina di soldati somali, che è gente veramente, no, che arriva magari scalza, che arriva magrissimi, e lì gli deve insegnare un po' l'ABC, no? Come si tiene l'arma in mano, tutte le posizioni che bisogna assumere, come ci si muove in pattuglia, e quindi deve farlo con gente che è molto lontana dal nostro modo di essere, di pensare, di vivere. Eppure bisogna trovare il sistema e da questo punto di vista i soldati italiani, i militari italiani sono quelli più apprezzati. Io non so se esiste un segreto italiano, se esiste una via italiana. Sicuramente, ripensando adesso a queste immagini, il fatto di essere stato un paese tradizionalmente povero, senza grosse risorse, un paese di contadini, un paese quindi di gente abituata alla difficoltà, abituata ad affrontare. Raramente i nostri si pongono in una posizione, no, di superiorità, un atteggiamento, no, di quelli, come dire, un po' distanti, distaccati, di quelli che rimarcano un po', no, il gap che esiste tra l'Italia e la Somalia, e tendono invece un po', come dire, a solidarizzare, tendono un po', no, all'italiana maniera a calarsi un po' e quindi, come dire, a trasmettere, perché a quel punto non è più una questione linguistica, una questione culturale, ma una questione proprio di rapporto, di sentire l'intenzione, di sentire la carica che viene. E quindi sia in Afghanistan che in Somalia, quindi in contesti completamente diversi, i nostri addestratori, no, avete letto qualche volta sui giornali che i carabinieri, no, molto spesso sono gettonatissimi, vengono proprio richiesti esplicitamente magari dagli Stati Uniti per ricoprire determinate funzioni. Perché? Perché i nostri sono abituati a vivere in contesti difficili, sono abituati ad operare, soprattutto in alcune regioni d'Italia, in contesti abbastanza degradati o dove comunque la mentalità clanica, la mentalità di affiliazione è forte, e quindi riescono a trasporre determinati schemi, determinati modelli, riescono a riconoscerli anche in altri contesti. Questo è un altro, come dire, motivo, che magari l'origine, insomma, il motivo che c'è alla base non è magari, non è magari un motivo di orgoglio. Diciamo, noi operiamo bene in Afghanistan perché noi comunque operiamo anche contro l''ndrangheta, la mafia, eccetera, quindi ci troviamo bene. Allora sarebbe meglio idealmente non avere quel tipo di esperienza, ma siccome ce l'abbiamo, e allora questo fa sì che, no, si esporta anche questo modo di essere. Quindi abbiamo parlato di uomini, abbiamo parlato di mezzi, all'avanguardia fa un po' sorridere, abbiamo visto i muli nelle foto che abbiamo, nel video che abbiamo visto prima, le cose sono decisamente cambiate. Nella chiacchierata che abbiamo fatto ieri, lei mi diceva che addirittura uomini e mezzi delle nostre forze armate vengono anche prestati, possiamo dire, a altri paesi. Sì, a parte il fatto che buona parte dei nostri mezzi è prodotta in Italia, quindi da aziende italiane come Leonardo, che è l'ex Finmeccanica, quindi Iveco che produce i blindati che lì si intravedono appena, Fincantieri che produce larga parte delle navi della Marina Militare Italiana, nel caso delle fregate multimissione addirittura in sinergia con i cantieri navali francesi, perché questa è una joint venture italo-francese che oltretutto vende anche all'estero, che una buona parte dell'industria italiana della difesa è un'industria che esporta molto. Recentemente la Augusta ha vinto anche un'importante gara negli Stati Uniti, così come la Beretta a suo tempo vinse la gara per rifornire di pistole calibro 9, quelle che abbiamo in dotazione, quelle che sono in quella fondina lì, per rifornire praticamente le forze armate americane. Quindi vedete, contratti di quelli grossi, non stiamo parlando di nicchie in cui operiamo su un mercato oltretutto estremamente competitivo. E questa tecnologia, che chiaramente vede
sia l'esercito che le altre forze armate, la marina e l'aeronautica. Lui diceva per esempio noi prestiamo addirittura le nostre forze armate. Beh, succede per esempio nel caso della difesa aerea, che è un'altra cosa che uno non vede ed è una cosa che magari uno sottovaluta, nel senso che voi avete visto quello che è successo a New York l'11 settembre, lì 3 aerei, praticamente 2 che si sono abbattuti sulle torri gemelle, un altro che è precipitato perché i passeggeri a bordo praticamente sono riusciti, no, in qualche modo, non sono riusciti ad evitare l'atterraggio, l'abbattimento al suolo, però sono riusciti comunque a evitare che questo aereo andasse a finire contro un obiettivo civile. E poi c'è stato quello sul Pentagono, anche, che è caduto, praticamente ha fatto anche lì centinaia di morti. Ora, tutto questo vi deve lasciare immaginare che qui sopra, così come a terra, c'è proprio una rete di aerovie. Così come esiste una rete autostradale, una rete stradale, in cielo esistono le aerovie. Gli aerei non possono volare dove vogliono, come vogliono e senza farsi identificare. Quindi tutti gli aeroplani hanno una sorta di targa, così come le macchine per essere identificabili portano una targa, anche gli aerei hanno una targa, nel senso che hanno un dispositivo che trasmette i dati a terra in modo tale che con i radar e con tutta una serie di software dedicati si riesce a seguire il movimento di tutto quello che vola al di sopra dei cieli italiani, e dei cieli europei e dei cieli di tutto il mondo. Quindi è tutto praticamente connesso ed è tutto tracciato. Che cosa succede a un certo punto se una delle tracce diventa anomala? Vale a dire, che cosa succede se a un certo punto io mi ritrovo un segnale di un aereo che non è identificato, quindi un aereo che non ha la targa, una macchina che praticamente ha staccato la targa, e quindi dico perché ha staccato la targa? Perché non vuole farsi riconoscere. Perché non vuole farsi riconoscere? Perché probabilmente ha qualche cosa di bacato in testa. Poi può anche succedere che uno la targa banalmente la perde, i vigili lo fermano, dice la targa, oh non me ne sono accorto, ti fanno la multa e arrivederci. Però in qualche caso può succedere che la targa la stacchino per non farsi poi beccare, identificare dalle telecamere, cioè, perfetto. Quindi un'intenzione veramente nociva, un'intenzione negativa. Che cosa succede se appunto ci accorgiamo che un aereo, come dire, si stacca dalla sua traiettoria, va dove non deve andare, soprattutto è un aereo che noi non riusciamo a identificare, non riusciamo a capire chi è. Che cosa succede? Chi è che va lassù a vedere questo qui chi è? È chiaro che da terra lo possiamo contattare perché ci sono delle frequenze particolari che sono praticamente che vedono tutti gli aerei in ascolto, frequenze di emergenza, per cui possiamo chiedere che cosa ti sta succedendo, tu che stai lì, mi senti? Chi sei? Che cosa stai facendo? Perché stai deviando? Se non c'è risposta, a questo punto possiamo già cominciare a pensare che o hanno praticamente tutto guasto, sono in avaria, oppure peggio ancora che questi si stanno dirigendo praticamente sulla torre di Pisa piuttosto che sull'altare della patria. E allora a questo punto che cosa facciamo? Chi è che va su rapidamente a vedere che cosa sta succedendo? Ebbene, 24 ore su 24 nelle basi di Grosseto e Trapani e Gioia del Colle, quindi messi praticamente in maniera tale da poter coprire tutto il territorio italiano, ci sono sempre 2 piloti da caccia che per 24 ore dormono vestiti già con la tuta di volo e il casco pronto, dormono in questo appartamentino che c'è lì attaccato all'aereo, e lì ci sono una coppia di caccia intercettori che si chiamano Eurofighter, che sono una produzione europea tra Italia, Germania e Gran Bretagna, che salgono a 30.000 piedi, quindi salgono a 10.000 metri di quota in 1 minuto e 40 secondi, quindi decollano, si mettono ovviamente in verticale e riescono praticamente ad arrivare su qualsiasi aereo nel giro di 4 minuti, 5 minuti riescono ad intercettarlo. Dopodiché uno si mette a fianco l'aereo praticamente sconosciuto e un altro invece si mette dietro. Gli aerei sono armati, hanno il cannone, hanno anche i missili, uno si mette dietro e l'altro si affianca e proprio a gesti gli dice chi sei, innanzitutto lo vede, lo identifica ed è in grado di dire che tipo di aereo è, la sigla che c'ha sulla fusoliera, quindi è in grado di trasmettere queste informazioni a terra. E dopodiché, se si trattasse di un aereo appunto che comunque non ottempera ai segnali che gli vengono fatti di ritornare sulla retta via, a quel punto, su ordine che viene dato da terra, l'aereo che sta dietro eventualmente è pronto anche ad abbatterlo e quindi a tirarlo giù. Ora è un caso che praticamente non si è mai verificato fortunatamente nella storia d'Italia, viceversa di casi di intercettazione se ne sono verificati e se ne verificano tantissimi, perché qualche volta si tratta di aerei russi che partono dal Mar Nero, entrano nello spazio aereo italiano volutamente, un po' per saggiare quella che è la nostra velocità di reazione, dopodiché vengono intercettati, vengono accompagnati fuori dallo spazio aereo
e poi i nostri caccia ritornano giù. E altre volte invece si tratta di aerei che semplicemente hanno, come dire, un'avaria ai sistemi di navigazione e quindi non riescono più a seguire la strada, e allora a quel punto vengono proprio accompagnati dai nostri caccia e fatti scendere giù poi però è tutto un sistema che, come dire, è in funzione 24 ore su 24 e che si appoggia su questa capacità che ha l'aeronautica militare, una capacità che viene anche prestata ad alcuni paesi della NATO come l'Albania, la Slovenia, l'Islanda. L'Islanda per esempio le forze armate non ce l'ha, però si trova in un settore dove di traffico, soprattutto con i russi sui Baltici e su tutto il nord dell'Europa, è abbastanza intenso. Allora ecco che a volte, per durate di 3-4 mesi, i gruppi da caccia dell'aeronautica militare si trasferiscono in questi paesi, o anche nei paesi baltici per esempio, e per 3-4 mesi assicurano loro la difesa aerea di queste aree abbastanza grandi. Quindi anche una sorta di riconoscimento a quello che è la nostra professionalità, e anche il fatto che disponiamo di aerei d'avanguardia, e anche, oltre ad avere gli aerei, chiaramente tutto il sistema che da terra deve guidare questi aeroplani. Allora, questo per dirvi in conclusione che abbiamo, come tutti i paesi insomma, che si rispettino, abbiamo delle forze armate efficienti sicuramente, di consistenza sicuramente minore rispetto al passato, ma sufficiente per garantire in tempo di pace, per garantire quella che è non soltanto la difesa dei confini, la difesa degli interessi italiani all'estero, ma anche addirittura a essere impegnati con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea, con la NATO e anche con altre coalizioni per la pace internazionale, per la sicurezza internazionale, e anche per stabilizzare quelle aree che, credetemi, se non ci fossero questi interventi internazionali sarebbero veramente terra di nessuno. C'è tantissimo ancora da fare, però vi posso garantire che se non si facesse neanche quello che già viene fatto, e che viene fatto in maniera, come dire, quotidiana, in Somalia siamo lì da anni, nel Mediterraneo ormai sono 3 anni che con l'Unione Europea viene fatto questo filtro, questo pattugliamento nelle acque, però è tutto un mondo che un po' è sottorappresentato ed è un po' un peccato, perché poi quando anche in serate come questa si scopre che magari la gente, non è che la gente un po' si stupisce che ci siano tutte queste cose, e un po', se non è stupita, se non altro è rassicurata di sapere che esiste un sistema, un'organizzazione del genere. Quindi secondo me ci sarebbe mercato anche sui giornali, sui media, per spiegare, illustrare e far vedere quello che gli uomini e le donne in divisa fanno tutti i giorni. Probabilmente la cosa migliore sarebbe insegnarlo nelle scuole, dire che esiste la Costituzione, dire che esiste il Parlamento, esiste il governo, esistono gli organi costituzionali, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, tutta la struttura, gli enti locali, la delega che viene data alle istituzioni locali sul territorio per la gestione della vita delle comunità, e poi dedicare anche uno spazio a chi protegge all'interno, vale a dire le forze di polizia, e chi protegge da minacce esterne, la Repubblica e la comunità che ci vive dentro. Dovrebbe essere semplicemente così, come quando negli alberghi trovate questi sono i numeri di emergenza, vuol dire questo vi rassicura perché sapete che c'è un'organizzazione dietro. Beh, allora sappiate che anche se le minacce non sono evidenti, anche se le minacce non sono proprio all'uscio di casa, anche se non sono così patenti, così aggressive, comunque il mondo non è mai un posto ultra sicuro. Sicuramente lo è più di 100 anni fa, è un mondo sicuramente molto più calmo, ma nessuno può mai prevedere che cosa succederà, e quindi bisogna sempre comunque, non dico tenere la guardia alta, ma comunque sapere di poter contare su queste poche centinaia di migliaia di uomini e donne. Io ho ripetuto più volte donne, perché dal 2000 anche le donne, novità abbastanza recente, anche le donne possono entrare a far parte delle forze armate senza limitazioni di ruoli, di responsabilità o di compiti, possono fare esattamente quello che fanno gli uomini, esattamente alla pari. Infatti abbiamo donne pilote da caccia, abbiamo donne comandanti di navi, abbiamo donne comandanti di compagnia degli alpini, prima ne avete vista una in tuta bianca che in testa al proprio plotone, e quindi è una scelta, quella italiana, che non tutti i paesi europei, non tutti i paesi occidentali hanno perseguito, cioè quella di mettere esattamente alla pari le possibilità di carriera e di sviluppo all'interno delle forze armate.
Io, come dire, avrei un altro filmato da farvi vedere, che è un filmato sulle missioni delle Nazioni Unite a cui hanno partecipato i nostri militari, è molto breve, però vi fa vedere una carrellata anche così, in cui ritroverete un po' dei volti e degli scenari che ieri Rota ci ha mostrato con le sue foto. Grazie a Mario Renna, tenente colonnello, gli facciamo un applauso perché ci ha dato una bella panoramica. Io ricordo che poi laggiù trovate alcune copie di 365, un anno con le forze armate. Grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera. Buona serata.